Allora, questa sera abbiamo 30 squadre che arrivano da praticamente sui 3-4 regioni che partecipano a questa cosa qua. Abbiamo organizzato apposta questa serale qua perché è troppo lontano per raggiungere questo posto qua, perché praticamente siamo al punto nord dell'Italia, quindi fanno fatica, come noi facciamo fatica ad andare lontano da loro a giocare. Quindi sì, arrivano da Firenze, da Verona, da Milano, da Roma, da Modena, da Reggio Emilia, quindi sì, siamo un bel po' di squadre, 30 squadre, quindi è un torneo che abbiamo organizzato per tutta l'Italia. Chi vuole partecipare poteva partecipare. Ci hanno dato questi 30 squadre nominativi, quindi abbiamo organizzato, abbiamo preparato tutte le schede per poter fare questo torneo che stiamo per iniziare, insomma. Come si svolge il torneo? Perché sappiamo che giocherete anche di notte, Sì. può spiegare un po' come funziona? Sì, certo. Di solito quando andiamo sulle altre parti a giocare, tipo quando andiamo a Verona, fanno sempre tornei in giornata, cioè si comincia mattina fino a sera. Noi abbiamo deciso di fare serata appunto perché le squadre che possono, quelli che stanno lontano, che possono raggiungerti per giocare questo torneo qua. Quindi l'obiettivo principale per fare serata è questo, e poi c'è luce, tutto più bello insomma di sera, tutto qua. Il cricket è uno sport meno conosciuto in Italia, quindi diciamo che il vostro torneo ha anche magari l'obiettivo di farlo conoscere un po' di più. Certo, e su questa cosa qua dobbiamo sempre ringraziare il signor Lungo, che ci ha dato veramente tantissima mano, perché volevamo già organizzare un torneo anni fa, però non avevamo supporto, non avevamo posto. Stiamo giocando dall'altra parte del campo, che è un piccolo posto, ci arrangiamo e fare i nostri allenamenti lì. Però quando ci ha visto il signor Lungo ci ha dato veramente una tantissima mano, anzi colgo l'occasione per ringraziarlo veramente, grazie di cuore.